Genesi capitolo 20. Abrama a Gerar. Abram la va tenne sua si indirizzò in mezzo a Negev e si fermò in braccata se solo. Poi lui già come fu a stirare in da città a Gerar. E proprio perché Abram aveva la moglie Sara, che è Sorma, Abimelech, che era il re e Gerar, mandai a piglia Sara. Dio invece gli in zona Abimelech. E notte le ricette. O vicano, tu mo stai per morire per via che la femmina che tu ti hai pigliata, che sta appartenendo al marito suo. Abimelech, che non si era ancora accustato a queste ricette, Signore, vuoi far morire pure la gente che non ha fatto nessun peccato. Non mi forza ritta che sta sorma, eppure che la maritta chi sta fratema. Io, se ho fatto questo, l'ho fatto con una coscienza giusta e che mano pulita. E Dio, in tuo suono, le rispondette. Pure io saccio che tu, con una buona intenzione, hai fatto questo, e non ti aggiungo anche la tua canza e devi fare un peccato contro me, proprio per questo. Non ho voluto che tu lo mettissi in mano in quello. Mo restituisci la femmina a chi stomma, perché chi è un profeta mio. Fallo pure per te, a così tu potrai continuare a campare. Se tu invece non volessi restituire, morirai tu e tutta la famiglia tua. Tanto Abimelech si sette la prima mattina e chiamai i servi suoi e contai a loro che era successo. E tutti gli uomini si pigliano a paura pure loro. Poi Abimelech facette chiamare Abramo e le ricette. Perché hai fatto a me una cosa questa? Che t'ha giù fatte male perché tu mi hai ancora reso la vita mia e ora regni mio per un peccato a così rosso. Tu sei stato un fame conmigo. Poi Abimelech ricette ancora a Abramo. Tu facendo questa cosa che ti arriva in capo fa. E Abramo rispondendo a questa ricette. Io ho giù pensato in capo a me. Certo, non ci sarà la verenza del Signore in questa città e mi accireranno per via moglie. E poi sapeva che questo vera è una sora mia, perché è figlia di padre, ma non è figlia di mamma. E poi è diventata moglie mia. Quando Dio mi ha fatto arrasare la casa di padre, io le ricette. Questo è il piacere che tu mi fai. A ogni pizza dove noi arriviamo, tu riceverai questo è frateme. Abimelech tanne pigliai e pecore e l'armiente, schiave e schiave, consonai in mani a Abramo e le restituette pure a moglie sua Sara. Danza a te, sta tutta la terra mia, vallo già dove pare e piace. O vicano, ha giurato pure 1000 piezze argenti a fratete. Sarà per te come una soddisfazione innanzi all'occhio chi che stanno insieme con te. A così si tornata una volta rinda all'annore tuoi, dicette a Sara. Abramo si mettette a pregare a Dio e Dio fece sta buona Abimelech, a moglie sua e tutte le serve sue, che potettero ancora avere figlie, perché il Signore aveva fatto diventare streppa tutte femmine nella casa di Abimelech, per via Sara, a moglie e Abramo.